Oggi la Chiesa festeggia San Lorenzo da Brindisi. Il nome Lorenzo ha una derivazione latina e vuol dire nativo di Laurento. Oggi 21 luglio si celebra la giornata mondiale del cane, per festeggiare quello che da sempre è considerato il migliore amico dell'uomo. Questa giornata è stata istituita nel 2004 per sensibilizzare la popolazione contro l'abbandono e per la promozione dell'adozione di animali senza famiglia. L'iniziativa è nata dall'idea di un'esperta di animali fra le più rinomate, l'americana Colleen Page. 7 colpi di pistola alle spalle. Il 21 luglio del 1979 il commissario Boris Giuliano stava pagando il caffè appena bevuto in un bar di Palermo, quando fu ucciso dal killer Leoluca Bagarella, che gli sparò a distanza ravvicinata. Giuliano, originario di Piazza Armerina, aveva combattuto la mafia con metodi innovativi, ma le sue indagini gli costarono la morte. Costruire edifici che abbiano intenzionalmente punti deboli ne previene il collasso in caso di terremoto. Un po' come fa la lucertola perdendo la coda per difendersi dai predatori. Un gruppo di ricercatori di Valencia ha capovolto tutte le teorie dell'ingegneria strutturale con una proposta innovativa: rendere gli edifici meno robusti per aumentarne la sicurezza. Ma come funzionerebbe? Nel dettaglio, invece di affidarsi esclusivamente a connessioni forti tra le varie componenti, il nuovo metodo mira a isolare le parti danneggiate per prevenire il collasso dell'intero edificio. Buon inizio settimana ai 12. La settimana si apre con una divertente luna in gemelli tra Urano e Venere, quindi stravagante, con voglia di comunicare, ma anche con grande voglia d'amare. Vediamo cosa succede nello zodiaco Ariete. Per voi questa luna oggi significa moltissimo, proprio perché può succedere di tutto in amore e che il partner vi sorprenda dicendovi delle cose molto belle o anche dichiarando dei sentimenti o facendo delle proposte importanti. Toro, per voi la luna oggi è foriera di un'ottima occasione economica e finanziaria, un'occasione da prendere al volo, qualcosa su cui decidere in fretta, ma avendo il tempo di consultarsi con il partner. Gemelli, ottima la disposizione dei pianeti, la luna oggi è vostra ospite assieme a Urano e a Venere. Questa tripla combinazione nei vostri gradi zodiacali vi assicura un fortuito entertainment con l'amore e con qualche pretendente spasimante. Ottima giornata per i single che potrebbero avere il cosiddetto colpo di fulmine. Cancro, la vostra giornata oggi è decisamente movimentata proprio perché la luna, il vostro astro, si trova tra Urano e Venere, quindi l'imprevisto e la capacità d'amare. Ebbene, proprio oggi potreste essere abbastanza propensi a mediare le vostre esigenze con quelle del partner. Per i single, grandi sorprese. Leone, la vostra giornata oggi procede con un Mercurio tutto indaffarato a dialogare con Venere ed è proprio questa la base comunicativa e la forza del rapporto di coppia che sarà assolutamente vincente. Ottimo anche al lavoro, dove riuscite a trovare l'intesa e la mediazione con i collaboratori. Vergine, la vostra giornata oggi è molto intensa proprio perché Venere litiga con Marte, ospite ancora nei vostri gradi. Questa quadratura vi rende un po' diffidenti ancora in amore, ma state costruendo, o meglio anche le coppie che hanno già un rapporto collaudato stanno ricostruendo il loro rapporto, quindi scosse d'assestamento. Bilancia, per voi la giornata è molto interessante, Urano, Luna e Venere tutti dalla vostra parte. Ci voleva proprio questo sostegno planetario in un momento così complesso, complicato e difficile in cui i cambiamenti sembrano accelerare di molto la vostra vita. Riuscirete a gestirli in maniera originale e stravagante, ma sempre con eleganza e
gusto Scorpione. Il vostro cielo sembra sgombro da nubi e Giove e Sole vi danno tutta l'energia necessaria per gestire al meglio delle faccende che riguardano il lavoro e soprattutto la sintesi, l'ottimizzazione delle cose. Marte, dal canto suo, sembra invogliarvi verso la passione. Venere però non trasmette, per cui correte il rischio di investire in un rapporto sì passionale ma poco concreto a livello sentimentale. Sagittario, Urano, Luna e Venere in opposizione. Oggi è una giornata un po' complicata in cui l'imprevisto sarà dietro l'angolo e soprattutto le gaffe con le persone che vi piacciono o con il partner. Attenzione, cautela, evitate di dirne qualcuna di troppo. Capricorno, per voi la giornata è una giornata in cui gli astri vi lasciano relativamente abbastanza in pace, lasciandovi sfruttare l'energia di Marte che vi istiga ad essere sempre più competitivi e sempre più assertivi al lavoro. Giove e Sole vi ricordano che forse è il caso di tenere a bada l'economia. Acquario, ottima giornata per voi. Urano, il vostro pianeta, è baciato dalla Luna ma anche da Venere, per cui oggi è una giornata piena di stravaganze in amore che vi fanno felice e che vi rendono soprattutto molto paghi. Per i singoli è un'ottima giornata perché anche per voi il colpo di fulmine potrebbe essere dietro l'angolo. Pesci, i più innamorati dell'amore dello zodiaco oggi però dovranno stare attenti proprio a questo sentimento, perché gli imprevisti che propongono Urano, Luna e Venere in quadratura possono destabilizzare di molto la coppia. Qualche sorpresa a casa o qualche imprevisto da affrontare con il partner. Immagino che vorreste essere in un posto fresco in questi giorni di caldo. E che ne dite di fare un viaggio nell'Antartide? Lì si può vivere un'esperienza davvero glaciale. Sapevate che la temperatura più bassa mai registrata sulla Terra è stata di meno 89 gradi? Proprio così. Questo record gelido è stato segnato nella base scientifica russa Vostok, situata nell'Antartide, il 21 luglio del 1983. Quindi se cercate un posto per rinfrescarvi, l'Antartide potrebbe essere la scelta perfetta, ma non dimenticate un cappotto pesante. Avete dubbi se uscire stasera e rispondete alla vostra amica dicendo in linea di massima ci sono, ma se siamo onesti, sareste ben più felici di rimanere a casa a guardare un film. Ma sapete come si dice in inglese? By rule of thumb, che significa per regola generale. Usiamo questa espressione per indicare qualcosa che accettiamo temporaneamente, ma tenendo presente che potrebbero esserci dei cambiamenti lungo il percorso. Parliamo del leggendario Ernest Hemingway. È stato molto più di un premio Nobel per la letteratura, di uno scrittore e giornalista. Non si è limitato a scrivere sulla guerra, ma l'ha vissuta, proprio come soldato durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale e nella Guerra Civile Spagnola. Si diceva che avesse ucciso ben 122 nemici, ma c'è sempre un alone di mistero intorno a queste storie. Forse era un modo per alimentare la sua immagine di macho invincibile. Ma la sua vita non è stata solo una serie di trionfi, anzi, ha affrontato 2 tragici incidenti aerei che gli hanno lasciato profonde cicatrici fisiche e ha dovuto lottare con l'alcolismo. E poi la lotta contro la depressione e le crisi maniacali che lo hanno portato a cercare sollievo in una clinica psichiatrica. Lì è stato sottoposto a un trattamento che prevedeva 24 elettroshock, nella speranza di trovare una soluzione ai suoi demoni interiori. Ci salutiamo con la frase del giorno. Per i contadini l'ora legale è un problema perché non riescono a mettere avanti il gallo. E come il gallo che sveglia la mattina, noi siamo sempre qui per iniziare insieme le giornate. Vi aspetto domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.